non vedo un futuro roseo per la nazionale italiana. Sicuramente Gattuso riuscirà a fare meglio rispetto all'ultima gestione, anche quella di Spalletti, a livello di risultati, perché basta che dai un po' di brio alla squadra, che nelle ultime partite non c'era proprio. Secondo me puoi ricavare risultati un po' diversi. Certo. Però sì, ti puoi qualificare al mondiale, però vai al mondiale, che figura fai? Cioè, io onestamente da tifoso dell'Italia, io ragiono su questa cosa e dico, ma vale più la pena qualificarti al mondiale e fare figure merda, o vale la pena più esplodere come movimento, fallendo per l'ennesima volta? E quindi poi capito, cioè, perché secondo me se fallisci anche quest'anno vai totalmente in tilt e quindi devi per forza di cose ricostruire da zero. Ma assolutamente, io ci aggiungo solo che non perché manchi di fiducia, ma con quello che stanno combinando non è così impossibile che si fallisca anche quest'altro accesso al mondiale. Purtroppo, perché per me è veramente assurdo continuare a vedere un'Italia che non va al mondiale, però se continuiamo a ragionare in questo modo, la situazione, come dice Aurelio, e sono assolutamente d'accordo, la situazione purtroppo è allo sbando, perché è allo Sì, sì, sì. sbando, ragazzi, è allo sbando, perché tu non mi puoi prendere un CT della nazionale dopo fatto il percorso fino ad ora come Spalletti e dire ok basta, cioè hai rotto il cazzo, i giocatori non ti seguono, boom, via, cioè il discorso è sempre lo stesso, cioè bisogna dare fiducia, non bisogna dare restrizioni, non bisogna dare paletti, non bisogna convocare i giocatori solo per determinati motivi.